Sai che c'è, giocando la sera comunque c'è molta gente che lavora, chi ha impegni personali e comunque anche se hai magari 30 in lista poi ti ritrovi, quello non viene, poi c'è da fare chi sta fuori e cose varie e purtroppo non possiamo mai arrivare magari ad essere 10, 11 per comunque essere competitivi, perché oggi comunque abbiamo incontrato una buona squadra, però credo che ci sono squadre molto più preparate, più pronte e quando poi ci vai a giocare in 8 è dura, in 8 non so se la raccontiamo, quindi sicuramente il presidente col direttore stanno lavorando su questo. È chiaro che l'assenza di Flore, Peri, Bianchini sono pesanti, però oggi abbiamo giocato bene secondo me. Sì, ma sono attimi, no? Al calciotto un tiro da 20 metri può cambiare la partita perché comunque ci sono 3-4 giocatori davanti, può toccarla, può succedere di tutto. E chiaramente dalla partita di Coppa Italia era la prima partita che giocavamo insieme e come ho detto prima Flore per i Bianchini mancavano, quindi erano 3 giocatori per noi importanti, era un gruppo importante anche perché per vincere sia che a torneo di calciotto, a 11, a calcetto, sulla sabbia, devi sempre essere un buon gruppo e comunque devi sempre vincere. Quindi il nostro gruppo l'anno scorso era importante. Abbiamo iniziato con la prima di Coppa Italia contro loro perché mancava qualcuno, io ho giocato a centrocampo e non eravamo pronti, non stavamo ancora bene, adesso piano piano già la terza partita è andata molto meglio, ora l'importante è ripetersi.